che fin dai primi anni di vita del coro è stato uno dei pezzi fondamentali che il maestro Egi Pregnolato ha armonizzato dopo averlo ascoltato da anziani che se lo tramandavano oralmente di padre in figlio. Proprio grazie a questa attività di ricerca, il maestro Egi, accompagnato nelle sue trasferte in giro per il Delta da alcuni coristi, ha potuto dare al coro quelle che sono le fondamenta del suo repertorio. Un repertorio unico nel suo genere, perché questi brani non sono interpretati da nessun altro gruppo corale in Italia e all'estero. Il nostro è senza dubbio un repertorio particolare e in parte diverso dal tipico repertorio corale per voci maschili. Il nostro particolare stile di canto prende spunto innanzitutto dalla nostra parlata, dal nostro dialetto e dal modo di scandire consonanti e vocali, e quindi si colloca in una posizione sicuramente di unicità rispetto al classico coro maschile. Questa caratteristica negli anni ci ha portato ad ottenere apprezzamenti sinceri da tanti colleghi coristi che hanno visto nei nostri brani l'assenza più pura del nostro modo di essere e di vivere. Apprezzamenti che non possono che renderci orgogliosi del percorso fin qui fatto e che hanno una grande protagonista, Egi Pregnolato. Senza di lui e a tutto quello che ha dato a noi e alla cultura musicale, non solo nel Delta, questa sera non saremo sicuramente qui. Come potete vedere dalla foto qui sopra di me, la storia del coro Voci del Delta inizia nel lontano 11 aprile del 1979. In quel mercoledì debuttava ufficialmente al Teatro Roma la corale diretta da Amulio Pregnolato, Per tutti Egi. I brani con cui il coro ha iniziato ad esibirsi erano quelli della tradizione corale di montagna della Grande Guerra. La divisa non era ancora pronta e non aveva ancora un nome il nostro coro, ma di questo ne parleremo tra poco. La quella,